Eccoci tornati in diretta. Purtroppo abbiamo avuto qualche piccolo problema per il collegamento ed il tempo di ripristinare il tutto. È volato via il primo parziale vinto da Caffè Trinca per 25-15. È già iniziato il secondo. Formazione palermitana in vantaggio per 4-1. Primo time out richiesto da Maurilio Anfuso. Entrambe le formazioni in campo anche in questo secondo parziale con la stessa formazione del primo. Si torna in campo sul punteggio di 4-1 per Caffè Trinca con Nicoletta De Luca al servizio. Buona la battuta di De Luca, riceve bene Santo Stefano, il colpo di Carlotta Russo che colpisce direttamente Pirrotta. Ancora De Luca, buona la sua battuta, riceve bene Stefanense. L'attacco di Torre è difeso da Aurora Vescovo. Contrattacco con Lombardo. Le proteste del pubblico palermitano per un fallo non sanzionato alla Nigitor. Ma arriva comunque il punto per Palermo. 6-1. Per Caffè Trinca. Ed è l'opposto, Lea Vujevic a siglare il punto numero 7 per il Caffè Trinca. Si riscalda il pubblico palermitano. Ancora De Luca. Buono ancora il suo servizio, riceve bene Marta Limuli. L'attacco di Torre è difeso magistralmente da Lombardo, che riesce anche a fare punto in Bacher perché la palla era tornata di qua, ma non si intendono Torre e Kirilova e la palla cade direttamente sul campo della Stefanense. Vola +7 il Caffè Trinca. Secondo time out richiesto da Maurilio Anfuso. Tornano in campo le due squadre. Presenti al Club Leoni anche i sostenitori della Stefanense. De Luca, buono il suo servizio, riceve bene Limuli. Pallonetto spinto di Carlotta Russo, murato, si continua a giocare. L'attacco di Russo difeso da Vujevic. La seconda linea di Aurora Vescovo si ferma sulla rete. Secondo punto per la Stefanense. Sono 6 adesso le lunghezze di vantaggio di Palermo. Buono il servizio di Carlotta Russo. Problemi in ricezione per Palermo che attacca dalla seconda linea con Aurora Vescovo. Imprecisa la difesa della Stefanense.
e non ci arriva poi Kirilova a mantenere viva questa palla. Punto numero 9 per Palermo. Buona la battuta di Eva Di Bert direttamente a segno. 10-2. Ancora Di Bert, ancora una buona battuta, riceve bene questa volta Carlotta Russo. L'attacco di Marta Limuli che gioca con le mani del muro e ottiene il terzo punto per la propria squadra. Kirilova in battuta per la Nigitor. Buono il suo servizio, riceve bene Vescovo, la palla è dietro per Lombardo, difesa, ancora un attacco di Limuli che questa volta viene murata, ma azione da ripetere. Discutono ancora l'arbitro e la panchina palermitana. Adesso richiamata Tatiana Lombardo. Azione dunque da ripetere. 3-10. E questa volta Kirilova va a segno su Aurora Vescovo. 4-10. Ancora buono il servizio, ma questa volta riceve bene Aurora Vescovo, murata però la schiacciatrice palermitana. Ci provano le sue compagne a tenere viva questa palla, ma non riescono nell'impresa. 5-10. Buona la ricezione di Palermo. Ci pensa Tatiana Lombardo a togliere le castagne dal fuoco, giocando questo magistrale mani e fuori. Torna a +6 Palermo ed è proprio il capitano Tatiana Lombardo che si porta al servizio. Buona la sua battuta, riceve bene Carlotta Russo, l'alzata per il centrale che si trova davanti le manone di Camilla Macedo e non riesce a passare. Ancora Lombardo, buona la sua battuta, sfiora il tetto il pallone ma non colpisce. Sull'appoggio di Clelia Torre non si intendono Di Bert e Lombardo, regalando il punto numero 6 alla formazione palermitana. Torre in battuta. Batte bene Torre, riceve Aurora Vescovo, l'attacco difeso di Macedo e Limuli ancora sulle mani di Lea Vujevic, ottiene il settimo punto, accorcia leggermente le distanze la stefanense. Palermo sempre a +5, ancora Torre in battuta. Buono il suo servizio, il pallonetto di Macedo difeso, l'attacco direttamente fuori di Clelia Torre che colpisce il nastro e la palla
finisce fuori dal campo, torna a +6 Palermo, 13-7 il punteggio in questo momento, quando è l'italo-brasiliana Macedo al servizio. Buona la ricezione di Carlotta Russo, il pallonetto di prima intenzione dell'alzatrice della Stefanense Alessia Di Staso, intercettato da Eva Di Bert, che però svirgola e spiazza anche Capitan Lombardo. Limuli al servizio, riceve bene lo Gerfo. Buono l'attacco di Vujevic, tenuto in qualche modo dalla difesa di Santo Stefano. Contrattacco per Palermo, che lo fa magistralmente con Aurora Vescovo, che scarica tutta la sua potenza su questo attacco. Un grande colpo in parallela, quello di Aurora Vescovo. 14-8. Russo, la difesa di Lo Gerfo, e ancora un punto grandissimo di Aurora Vescovo, ma il punto io lo darei al libero palermitano, perfetta in questa fase difensiva. 15-8 ed è Lea Vujevic al servizio. Buona la sua battuta, la ricezione di Limuli. Ancora difficoltà in attacco per la Stefanese, la difesa di Lombardo, e ancora Vescovo, questa volta tocca le mani del muro e viene difesa. Russo spinge il pallonetto, c'è Tatiana Lombardo. Ottima copertura del capitano palermitano sulla murata a Lea Vujevic, e poi in contrattacco è ancora Aurora Vescovo che sigla il punto numero 16 per la Caffetrinca Palermo, che adesso si porta a +8. Chiamano la verifica della formazione le ragazze di mister Maurilio Anfuso, coach palermitano, nato e cresciuto proprio qui al Club Leoni. Vujevic, buono il suo servizio, anzi no, termina di poco fuori. Punto numero 9 per la Nigitor. Sostituzione tra le fila della formazione ospite. Entra Federico Oliva su Katrin Kirilova. Out la tocca Tatiana Lombardo, che se ne assume la responsabilità. Ancora Berletta sulla rete, la sua battuta. 17-10 il punteggio. Aurora Vescovo in battuta per la Caffetrinca. Buono il suo servizio, riceve bene Carlotta Russo, che poi va ad attaccare, ma si prende la grande murata di Eva Di Bert. Caffetrinca +8. Vescovo riceve bene Limuli, ancora un attacco per Russo, questa volta va di pallonetto, ma
La formazione palermitana c'è in contrattacco. Stefanense, ancora un pallonetto difeso magistralmente. Non si intendono in questa azione Eva Di Berte e Nicoletta De Luca, alla quale non è riuscito il colpo in fast. Punto numero 11 per la Stefanense. Al servizio l'alzatrice. Riceve bene Palermo e ancora Nicoletta De Luca, questa volta attacca bene, contrattacco della Stefanense. Carlotta Russo colpisce la mano di De Luca e il pallone scivola via. Punto numero 12 per la Nigitor. Buona la ricezione di Vescovo, il pallonetto di Tatiana Lombardo, il colpo di esperienza della capitana palermitana. Nicoletta De Luca al servizio quando la formazione palermitana si trova a +7. E Russo trova un punto con un attacco da zona 2. Colpisce fortissimo sulle mani di Macedo e il pallone schizza fuori. Russo in battuta per ricezione di Aurora Vescovo imprecisa. Non possono attaccare le palermitane. Contrattacco invece di Marta Limuli che prova un pallonetto intercettato da Palermo e poi completamente fuori misura questo attacco di Aurora Vescovo. Si arrabbia con la sua alzatrice Tommaso Pirrotta. 14-9, accorcia le distanze la Stefanese a -5 dalla formazione di casa. Ancora il Russo al servizio. Buona la sua battuta, la ricezione di Logerfo, l'attacco di Vujevic, toccato. Chiama i capitani. Gabriele Galletti, primo direttore di gara di questa importantissima partita per la formazione palermitana. Intanto sostituzione tra le fila della Nigitor. È uscita Carlotta Russo, è entrata in campo Desiree Arcoleo. Su di lei la battuta di Eva Di Berte, poi arriva il muro di Camilla Macedo sull'attacco di Clelia Torre. 21-14 e ancora Di Berte al servizio. Buona la sua battuta su Arcoleo, punto diretto per l'alzatrice della Caffetrinca. 22esimo punto. Buona la ricezione, ma non ci arriva l'alzatrice della Stefanense. L'attacco di Lombardo parzialmente contenuto dal muro della Stefanense che non può attaccare. Free ball per Palermo e bassa l'alzata per Camilla Macedo che colpisce il nastro. Completa il cambio Maurilio Anfuso rimandando in campo Kirilova e richiamando in panchina Federico Oliva. Al servizio Katrin Kirilova. Buona la sua battuta, la ricezione di Logerfo e
ritentano il colpo di Berta e Macedo, questa volta non sbagliano. Punto per Palermo, 23-15. Il muro di Aurora Vescovo su Clelia Torre per il punto numero 24. Ed è ancora Tatiana Lombardo al servizio. Clelia Torre, buona la sua battuta, la ricezione di Aurora Vescovo che poi attacca e out. Questo attacco di Vescovo che ha cercato l'angolino lungo e la palla è andata fuori. 17-24. Ancora Torre in battuta. Buona la sua battuta, riceve Lombardo. È un gran colpo dal centro di Camilla Macedo che chiude il set. 25. Ed arriva il primo punto del terzo parziale per Caffè Trinca. Nicoletta De Luca in battuta, buono il suo servizio, riceve Minuni il pallonetto intercettato dalle palermitane, l'appoggio in palleggio di De Luca per
L'attacco di Clelia Torre difeso da Aurora Vescovo, ma poi nessuno va ad alzare questa palla. Che accade per il primo punto della formazione di Santo Stefano di Camastra. Al servizio Carlotta Russo. Buona la sua battuta, problemi per lo Gerco che non riesce a tenere, la palla colpisce l'asta. Secondo punto per Santo Stefano, che per la prima volta in questa gara si trova in vantaggio. Ancora una battuta sullo Gerco, autocopertura per l'opposto, il pallonetto di Lombardo difeso dalla Stefanese, contrattacco di Marta Limuni, murata fuori da Camilla Macedo ed è 3-1, Santo Stefano a +2. Ancora Russo, buono il suo servizio, la ricezione di Aurora Vescovo, aveva difeso l'attacco di Macedo, il libero di Santo Stefano, ma poi la palla è schizzata sulla rete e nessuna delle compagne di squadra è riuscita a mantenerla viva. Secondo punto per le palermitane, al servizio con Eva Di Bert, Caffè Trinca ancora -1. Buona la battuta di Bert, non può attaccare Clelia Torre, che trova un pallonetto ma trova il muro attentissimo e perfetto di Camilla Macedo e di Capitan Tatiana Lombardo. Di Bert in battuta, buona la sua battuta, riceve il Russo, l'alzata fallosa della palleggiatrice Alessia Di Stasi. Fallo di doppia, 4-3, passa in vantaggio la Caffè Trinca. Buono il suo servizio, la ricezione di Russo, il pallonetto murato da Macedo, si continua a giocare, l'appoggio di Torre difeso da Di Bert, questa volta Macedo alza, ma l'attacco di Lea Vujevic va fuori. Federico Oliva in battuta per la Nigitor, con il suo servizio riceve bene lo Gerco per la pasto di Tatiana Lombardo, attacco da manuale questo del capitano palermitano. Che va al servizio, 5-4. Buona la battuta di Tatiana Lombardo, l'attacco di Marta Limuri difeso sempre da Lombardo e Aurora Vescovo, il pallonetto, c'è la difesa di Limuri, l'attacco di Clelia Torre, scambio lungo questo con Lea Vujevic che ottiene il punto grazie alle mani di Marta Limuri a muro. 6-4 per Palermo, Tatiana Lombardo, buona la sua battuta, problemi di ricezione per Limuli che ora va ad attaccare, la tengono le palermitane in qualche modo, l'appoggio di Lombardo, si continua a giocare, ancora un attacco di Limuli, la difesa di Capitan Lombardo e c'è il tocco a muro, almeno così dicono i direttori di gara. (7-4) ancora Lombardo, la ricezione di Russo, fischiata ancora una doppia ad Alessia Gustaso, chiama
out. Coccianfuso sul punteggio di 8-4 per la formazione palermitana. Il praticamento possono ostacolarti. Supravin ricarica con 13 vitamine, 9 minerali e un alto dosaggio di vitamina B ricarica efficacemente il tuo livello di energia. Supravin, dai forza alle tue passioni. Tornano in campo le formazioni. Ancora Tatiana Lombardo al servizio. Buona la sua battuta e il capitano della formazione palermitana trova il punto diretto su Carlotta Russo, che non riesce a tenere questa palla. Lombardo, ancora buona la sua battuta, problemi in ricezione per la Santo Stefano, l'appoggio di Torre, tengono le palermitane, il contrattacco di Aurora Vescovo tenuto dalla Santo Stefano, il muro sugli muli e ora arriva di prima intenzione il grande colpo di Aurora Vescovo, attentissima su questa palla che stava tornando. 10-4, palermitane a +6. Lombardo ancora su Carlotta Russo che non riesce a mantenere in campo la palla, non ce la fanno le sue compagne di squadra. 11-4, +7 per la Cappotrinca, sbaglia il servizio Tatiana Lombardo. 5-11 il punteggio ed è Clelia Torre adesso per la Nigitor in battuta. Buona la sua battuta, la ricezione di Aurora Vescovo, l'attacco di Vujevic, ci prova Carlotta Russo ma non riesce a difendere la bordata dell'opposto palermitano. E adesso doppio cambio per la Stefanense. Campuso manda in campo la seconda palleggiatrice Giorgia Genualdi e Fiamma Giuffrida. Macedo in battuta, Limuli, Genualdi, out, l'attacco del centrale Natalia Barletta. Palermitane a +8. Ancora Macedo. Buono il suo servizio, non può attaccare Santo Stefano, che di fatto Carlotta Russo regala l'alzata al centrale palermitano, che non deve fare altro che sfiorare la palla per ottenere il 14° punto di questo parziale. Macedo, buona la ricezione questa volta della Stefanense, ma non ci arriva. Genualdi, alla quale viene fischiato il fallo in palleggio. (15-5), Macedo è out questa volta il servizio di Camilla Macedo ed è Marta Limuli al servizio.
sul punteggio di 6-15. Sbaglia la battuta Marta. Più 10 per Palermo. 16-6 e Lea Vujovic in battuta. Buona la sua battuta, riceve Limuli, questa volta non può lamentarsi del fischio arbitrale Genualdi, perché il fallo in palleggio era abbastanza evidente. Tornano in campo alzatrice opposto. È il punto di Aurora Vescovo. Con questo attacco da posto 4. Massimo vantaggio per Palermo che vola più 12. (18-6). Si torna in campo. Vujovic, buona la sua battuta, riceve bene Marta Limuli. La fast intercettata dal muro e poi dalla difesa palermitana. Aurora Vescovo, la difesa della Stefanense ed è Carlotta Russo. La tengono le ragazze della Caffetrinca. È tanta la voglia di chiudere quanto prima questo set. Russo spinge troppo questo pallonetto e la palla va fuori. Cartellino giallo per le proteste di Marta Limuli. Capiamo la tensione della partita, ma sul 19-6 protestare. Sostituzione per la Caffetrinca. È uscita Nicoletta De Luca ed è entrata in campo Chiara Miceli. E ancora Lea Vujovic in battuta, buona la sua battuta, riceve bene Santostefano. L'attacco di Russo che è praticamente senza muro tira un frigorifero. Carlotta Russo. (12-7) e sbaglia la battuta Barletta. Aurora Vescovo al servizio e Vescovo batte su Carlotta Russo e ottiene il punto numero 21. Palermitani già in festa. Non diciamo ancora nulla. 21-7. Aurora Vescovo sbaglia la battuta. Ottavo punto per la Nigitor.
E ancora su Carlotta Russo arriva il muro di Eva Di Berto e Chiara Miceli per il 22esimo punto. 22-8. Pasticciano un po' le palermitane in questa azione. Nono punto per Santo Stefano, che si porta al servizio con Carlotta Russo. Buona la battuta di Russo, riceve bene lo gerfo, l'alzata per Tatiana Lombardo su Russo, che prova a difendere in palleggio, ma slitta, le scivola la palla dalle mani. Effetto saponetta per questa difesa di Carlotta, e punto numero 23 per Cappetrinca, che adesso lo possiamo dire è veramente ad un soffio dalla promozione in B1. Buona la battuta della Cappetrinca, che nel frattempo ha schierato in campo Alessia Ferro. 24-9. Manca veramente solo un punto alla Cappetrinca per festeggiare la promozione. E arriva il muro su questo attacco di Marta Limuli. 25-9. Palermo vince 3-0. 25-15, 25-17, 25-9. La gara contro la Nigitor Santo Stefano, e conquista la B1. Che partita perfetta. Le ragazze di Tommaso Pirrotta non hanno sbagliato veramente nulla, sono state impeccabili in tutti i fondamentali, ed ora, come è giusto che sia, si festeggia una stagione incredibile. Le ragazze di Tommaso Pirrotta hanno subito una sola sconfitta a Marsala dalla fly volley per
Per un aiuto mirato contro il bruciore, puoi provare il nuovo Biochecasi Reflusso. Facile da deglutire, dà sollievo da bruciore e protegge l'esofago, anche di notte. Biochecasi... No me importa lo que